Noi condanniamo gli episodi di violenza e aggressione alle forze dell'ordine avvenuti sabato alla fiera, forze dell'ordine che difendevano anche chi protestava, e poniamo al centro dell'osservazione ciò che ha detto l'osservatorio sull'antisemitismo in Italia, ovvero l'aumento del 300% degli episodi dal 7 ottobre al 30 dicembre. Sono 98 gli episodi in Italia di antisemitismo a istituzioni e a privati cittadini appartenenti alla comunità ebraica o appartenenti alla comunità israeliana. No a qualsiasi forma di violenza, no a qualunque presa di posizione contro i cittadini israeliani. A parlare sono gli organizzatori della manifestazione Uniti contro l'antisemitismo, che si terrà a Vicenza giovedì 25 gennaio, 48 ore prima del giorno della memoria. Nell'occasione, col patrocinio delle comunità ebraiche di Verona e di Padova, verranno letti dei testi sulla storia ebraica in terra di Palestina. Io penso che gli uomini di cultura, gli intellettuali, in questo momento debbano per forza sposare la causa di essere contro l'antisemitismo, che è assurdo, è allucinante che nel 2024 si possa parlare ancora di antisemitismo in maniera sempre più crescente. Cos'è successo quindi? È successo che la criminalizzazione di Israele ha portato a spingersi anche contro il popolo ebraico, ma non ha nessun senso criticare il governo e il popolo. Si critica il governo aspramente, duramente, noi prendiamo le distanze in maniera chiara da Netanyahu, ma allo stesso tempo riconosciamo il diritto di Israele di esistere, riconosciamo e vogliamo che ci siano i due stati nello stesso territorio, ma soprattutto difendiamo il popolo ebraico, che mi sembra che abbia già subito abbastanza in mano un libro che ne parla anche in maniera chiara, e lo consiglio anche per il giorno della memoria. Per cui vicini agli ebrei, vicini al popolo ebraico, vicini al diritto di Israele di esistere, e quindi contro l'antisemitismo.